Dopo 2 decenni di intenso lavoro e un investimento di quasi 16 milioni di euro, è stato completato lo smaltimento dei rifiuti presso l'ex stabilimento C&C di Pernumia, in provincia di Padova. Con l'ultima partenza del camion contenente rifiuti pericolosi è stato disinnescata un'enorme bomba ecologica, costituita da 54.000 tonnellate di rifiuti. L'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, ha assistito alla conclusione di questa titanica operazione che ha risolto un grave problema ambientale nato agli inizi degli anni 2000. Le segnalazioni degli abitanti della zona hanno portato al sequestro del capannone nel 2005 da parte del Corpo Carabinieri Forestale dello Stato, su disposizione della magistratura. Lo stabilimento ex C&C si estendeva su un'area di circa 67.000 metri quadri, con 2 capannoni contenenti rispettivamente circa 46.000 e 8.000 tonnellate di rifiuti. L'intervento di smaltimento affidato a Veneto Acqua SpA tramite gara europea ha richiesto anche indagini ambientali approvate dagli enti di controllo. L'investimento complessivo ammonta a 15,7 milioni di euro, di cui 13 milioni e mezzo provenienti dalla legge speciale per Venezia. Marcato sottolinea che questa operazione è stata un successo, beneficiando l'ambiente, il territorio e la comunità locale. 15,7 milioni di euro, tanto è costato questo intervento di bonifica, 54.000 tonnellate complessive, 20 anni di lavoro. L'ho iniziato io quando ero assessore in provincia di Padova e l'abbiamo terminato oggi. Oggi finalmente è partito l'ultimo camion e ridiamo a questa comunità un sito finalmente pulito. Peccato che chi ha fatto questa porcheria immonda non abbia pagato a sufficienza, però noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Io oggi sono felice che finalmente una bomba ecologica di questa natura sia stata definitivamente disinnescata. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.